Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Iserana Albergatori. Allora facciamo un po' il punto per quanto riguarda le prenotazioni e per quanto riguarda l'occupazione nelle strutture alberghiere in questo fine settimana, che ricordiamo è quello di Pentecoste, e poi nel successivo quello di Corpus Domini. Sì, allora in questo momento registriamo un'occupazione che si aggira intorno al 55%. Ragionevolmente, qualora il meteo se lo permetta, in questo fine settimana qualche struttura toccherà punte del 70%, credo, non oltre, in gran parte mercato interno, in minima parte, ma fa sognare in qualche modo, in vista della stagione, anche qualche turista straniero che arriva da Austria e Germania in particolare per festeggiare un po' sottotono alla Pentecoste. Fra 2 settimane, un po' in corrispondenza col ponte del 2 giugno, abbiamo anche il Corpus Domini, festa che normalmente muove flussi importanti sulla nostra località. Si sta facendo registrare delle buone percentuali. In questo momento non siamo ancora ovviamente sold out, quindi ci badiamo bene da avere toni entusiastici. È chiaro che le regole e le imposizioni che stanno mettendo sul tavolo determineranno il successo o meno di quel ponte, che potrebbe essere un po' il vero via ufficiale in termini di numeri della stagione 2021. Voi siete sempre stati contrari alle imposizioni che danno restrizioni a volte incomprensibili per chi viene a fare vacanza, compreso, anzi a cominciare dal cosiddetto coprifuoco. Sì, il coprifuoco continua a essere, a nostro avviso, ingiustificabile e poco sensato per quello che è il nostro punto di vista. Devo dire che non è l'unico punto che in questo momento sta ponendo un po' a rischio la movimentazione dei flussi, soprattutto dall'estero nel nostro paese, perché se è pur vero che nei weekend abbiamo dei leggeri picchi in positivo, fatti in grossa parte dal mercato interno, ci sono provvedimenti, iniziative, proposte di decreti, di imposizioni normative che stanno mettendo a repentaglio, per quanto mi riguarda, la stagione 2021. Dobbiamo essere in grado di snellire e semplificare il più possibile l'accesso dai mercati stranieri, così come faranno in altri paesi che vivono di turismo. Stiamo attenti a non complicarci la vita come sistema paese, cercando di fare fughe in avanti, cercando di imporre cose che poi a livello europeo negli altri paesi non saranno alla pari, perché questo vuol dire farci un autogol, vuol dire farci da soli concorrenza. Quante strutture alberghiere ci sono di aperte ad oggi a Jesolo? Credo che con questo weekend siamo intorno alle 300 strutture su 370 circa. Con il weekend prossimo dovremo arrivare alla totalità delle aperture. Quest'anno credo che nessuno opterà per tenere chiuso come è successo nel 2020.